pomeriggio dall'ippodromo Marcoveggio. Dopo quasi 3 mesi riapre l'ippodromo al pubblico e questa prima corsa riservata a cavalli di 5 anni vede al via 7 soggetti: Zorco, Zosima, Zuvetici CSM, Zibellino Matto, Zo GMG, Zero Giulia. In seconda linea Zaffira Griff. In chiusura i favori sono per Zuvetici CSM, Nicola Salacone contro Zorco, i due più appoggiati insieme a Zosima. 100 metri ancora allo stacco della macchina. Partiti con la velocità iniziale di Zosima, superato però all'esterno da Zibellino Matto che cerca di convergere, lo fa in meno di 100 metri. Zibellino Matto quindi conduce. In seconda posizione Zosima, partito con cautela Zorco che è in quarta posizione lungo la corda. Intanto i 200 metri iniziali se ne vanno in 14,7 con Zibellino Matto leader, Zosima nella sua scia, poi Zuvetici CSM, ancora Zo GMG, Zorco che risale all'esterno dopo 400 metri completati in 33 da parte di Zibellino Matto, che mantiene comunque andatura discreta anche sulla piegata. Ora c'è stato un rallentamento e 46,2 con un 15,9 in curva. Risale Zorco gradualmente, nessuno lo anticipa, così l'allievo di Enrico Bellei può continuare nella sua progressione ed è seguito all'esterno da Zero Giulia, mentre lontana è Zaffira Griff. 1-1-2 il passaggio agli 800, torna ad accelerare Zibellino Matto. In seconda posizione Zosima, poi al largo Zorco, terza posizione per Zuvetici CSM, sbaglia invece Zero Giulia. Numero 6, Zero Giulia, segue in coda al gruppo e prova a spostare a 500 dalla conclusione. Intanto continua ad allungare Zibellino Matto, Zorco rimane a lato di Zosima senza riuscire a rendersi minaccioso. Quando siamo a 400 dalla conclusione, il parziale in 14,6 di Zibellino Matto. Ultima curva affrontata, Zibellino in vantaggio, seconda posizione per Zosima, all'esterno Zorco che non progredisce, poi Zuvetici CSM e quindi Zoe GMG, completamento della piegata. Ingresso addirittura d'arrivo, Zibellino Matto entra nettamente al comando, Zosima in seconda posizione, poi Zuvetici CSM, ultimi 100 metri di gara. Zibellino Matto ha ancora vantaggio sufficiente per controllare e vincere nettamente. Secondo posto per Zuvetici CSM che piega Zosima nelle battute conclusive. 1:15:1 il ragguaglio conclusivo. Maurizio Cheli inaugura la serie dei vincitori con Zibellino Matto, quota di 15,83 al totalizzatore per l'allievo di Adrien Gioni. Andiamo a rivedere le fasi finali. Percorso di testa perfetto, calibrato di Maurizio Cheli con Zibellino Matto, secondo posto per Zuvetici CSM, al terzo finisce Zosima.